Devo andare. Ci vediamo presto, allora. Dimmelo. Quando lo dico, lo dici anche tu. Te lo ricordi? John? Dillo. Addio, Savannah. Non credo si ricordi di me, ma lei conosceva mio padre, Bill Tyree. Oh, sì, ma certo, sì. Non lo vedo da parecchio. Come sta? È morto da poco. Mi dispiace. Lei una volta si è offerto di comprare la sua collezione di monete, è vero? Sicuro, più di una volta. Per curiosità, una collezione così quanto può valere? Una così grande? Non lo so, dovrei vederla. Senta, io le pongo soltanto una condizione. Non dovrà mai separare gli ibridi. Non mi interessa, può venderli in blocco o tenerli per sé, ma devono restare insieme. Vuole davvero vendermi tutte le sue monete? Sì, tutte. Tranne una. 5 centesimi, ci accampiamo qui e abbiamo l'ombra. 1 centesimo, saliamo ancora e abbiamo la visibilità. 1 centesimo. Va bene, continuiamo. Sergente. Grazie. Caro John, sono quasi 5 anni che non scrivo una lettera con una penna vera su un vero foglio di carta. Ma ho pensato di farlo per raccontarti tutto quello che è successo dall'ultima volta che ci siamo visti. Qualche settimana dopo il tuo arrivo, Tim ha ricevuto una donazione anonima. Una donazione sufficiente a dargli quello che l'assicurazione non gli garantiva. Il tempo. Il tempo da passare a casa. Il tempo da passare con suo figlio. Il tempo per dire addio. Ho imparato che il problema del tempo siano le 2 settimane che ho passato con te o gli ultimi 2 mesi che ho passato con lui. È che alla fine si esaurisce sempre. Non so in quale parte del mondo tu sia adesso, John, ma so che ho perso il diritto di sapere queste cose molto tempo fa. Non importa quanti anni passino. So che una cosa è certa come lo è sempre stata. A presto, John.